Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo qui come i nostri confratelli qualche secolo fa a Venezia a pregare Maria proprio intitolata Madonna della Salute. E insieme a Maria preghiamo anche il missionario San Francesco Saverio. Anche lui è invocato contro la peste e noi veramente ci animiamo nella nostra fede per chiedere alla Madonna e a questi santi che ci aiutino a dominare questa situazione pesante per la storia dell'umanità. E per poter far questo celebriamo l'Eucaristia e per poterla celebrare degnamente domandiamo a Dio perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede molti popoli con la predicazione di San Francesco Saverio, concedi che il cuore dei tuoi fedeli arda dello stesso fervore missionario e che la Santa Chiesa sia lieti su tutta la terra di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, egli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace, perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto. Ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Apritemi le porte della giustizia,
vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Due parole sul beato Francesco, diciamo così, santo di oggi, patrono delle missioni. Lui è vissuto poco, 46 anni, però in quei 46 anni ha camminato per migliaia e migliaia di chilometri proprio con l'intenzione di annunciare Cristo, annunciare la fede. Ed era anche intelligente perché quando entrava in qualche popolo dove lui non conosceva la lingua, chiamava subito qualcuno, specialmente quelli che erano commercianti così, e faceva tradurre il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria e il Credo. E così un po' alla volta lui ha veramente predicato, annunciato Cristo a migliaia e migliaia di persone. Quindi è per noi veramente non solo il patrono delle missioni, ma anche colui che ci insegna ad essere sempre disponibili a comunicare Cristo, a parlare del Cristo. E poi qui siamo nella chiesa della Madonna della Salute. E la Madonna della Salute è proprio questa Madonna che, invocata dai cristiani e forse anche dai non cristiani, ha dato a Venezia l'eliminazione della peste del 1630. Ora abbiamo sentito tutti il discorso che ci ha fatto il profeta Isaia. Confidate nel Signore sempre. Quindi noi siamo chiamati veramente a confidare sempre nel Signore. Ci sono tanti oggi che dicono aspettiamo che faccia il vaccino, che faccia questo, vabbè, abbiamo la pazienza di aspettare anche questo, ma noi abbiamo il coraggio di pregare, di rivolgerci a Dio, proprio di rivolgere la nostra attenzione a Dio perché ci aiuti ad eliminare queste situazioni di grande e grande disagio.
Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, nella memoria di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, ogni battezzato sappia testimoniare al mondo la propria fede in Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In questo primo giovedì del mese preghiamo per le vocazioni e chiediamo a Dio, padrone della Messe, di inviare operai nella sua Messe. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara. La Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che si prendono cura dei malati e per gli scienziati e ricercatori che si impegnano a scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i danni morali ed economici che l'epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio onnipotente e misericordioso, le preghiere del tuo popolo, che con fiducia si affida a te in quest'ora drammatica. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo nella memoria di San Francesco Saverio, che raggiunse terre lontane sospinto dallo zelo per la salvezza degli uomini, e concedi anche a noi di essere efficaci testimoni del Vangelo per venire incontro a te con molti fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta
innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno nuovi cieli e nuova terra. E ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del tuo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle vivi e defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco Saverio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. I tuoi santi misteri, o Dio, accendano in noi l'ardore di carità che infiammò il cuore di San Francesco Saverio per la salvezza delle anime, perché camminando più fedelmente nella nostra vocazione conseguiamo insieme a lui il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. È il momento di recitare insieme la preghiera alla Madonna della Salute. Avete i fogli? O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo Tempio con il consolante titolo di Salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente. Il contagio, cioè, che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te che sempre ti sei mostrata provvida madre, che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. E anche in questo difficile momento intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando, guarisci i malati e consola chi è nella prova e nella sofferenza. Assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli. Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti, facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case. Intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni. Volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prima della benedizione desidero esprimere qualche ringraziamento. Giovedì scorso ha celebrato il seduto Don Matteo d'Arsier, il parroco delle parrocchie della Valle dei Fiori, Carpesica, Cozzuolo e Formeniga. Questa volta invece ci sono i sacerdoti della zona di Vittorio Nord dell'unità pastorale di Serravalle. Ringrazio in modo particolare Don Giacomo, che ha presieduto, parroco di San Lorenzo in Montagna, e i concelebranti Don Michele, parroco di Serravalle e Sant'Andrea, e Don Ermanno, che è suo collaboratore. Ecco, e porto i saluti anche da parte di Padre Giambattista e i miei personali per completare la squadra dei sacerdoti della zona nord di Vittorio Veneto. Ringrazio la Tenda TV che sta trasmettendo in diretta e dà a tante altre persone la possibilità di pregare con noi e anche su di loro invochiamo la benedizione
di Dio per intercessione di Maria, Madonna della Salute. Da San Lorenzo, guardando giù, si vede bene la Chiesa della Salute. Quindi preghiamo anche insieme con tanta fede per tutte le circostanze che ci sono intorno a noi. Grazie di avermi chiamato qui a celebrare la Santa Messa, grazie agli altri sacerdoti che con noi hanno concelebrato. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e annunciate il Vangelo. La messa è finita, andiamo in pace.